Non capisco perché la gente non sia portata a fare dei corsi di autodifesa dove la sicurezza è sempre con te, ti difendi con le tue mani, con il tuo cervello. Ma sai anche tu che non è possibile per quella è una vera tutti. sicurezza, Ma e lo dico perché la gente purtroppo non lo prende in considerazione. Una persona anziana non è che si può difendere da solo. Un'arte marziale, la puoi fare anche a 80 anni, se proprio non sei infermo, però la gente non la prende in considerazione, va a farsi un porto d'armi, no, questo anche è vero, un'osservazione. Si espone al rischio, è più difficile. Si dice uno entra in casa sparo, però nessuno fa veramente i conti con... Tu poi hai ammazzato una persona, e quello non è che... Ti resta. Bevi un bicchiere d'acqua e dici... Ma non penso che nessuno sa. E devi avere la pistola con te e devi anche avere la certezza e pregare Dio che non finisca nelle mani di chi ti entra in casa, perché poi anche quello bisogna tenere in considerazione, perché se non hai il sangue freddo e spari, l'altro te la prende dalle mani. Siccome è il diritto di qualcuno di scegliere di avere, questo è tutto legittimo. Sicuramente ci saranno un sacco di cittadini che non lo vorranno. Anche per sensibilizzare la gente a casa, prima di arrivare all'arma, provate a fare un corso di autodifesa che secondo me vi sarà molto più utile anche per le donne, proprio per un discorso, perché è una sicurezza che poi ti porterai sempre con te, anche se lo fai per un anno, te la porterai per tutta la vita, perché certe cose quando le impari le dai, diventa un meccanismo, no? Come andare in bicicletta, e a volte non dico di disarmare, ma non anche serve fare arti strane eccetera, ci sono delle tecniche che sono veramente in pochi mesi impari delle basi che poi veramente saranno come liberarti da una presa al collo, alla fine non è così complicato.